Signori, io non dico nulla perché bisogna fare silenzio, però, dall'alto il Napoli guarda, però io non dico niente perché lo sapete come sono io, è la sesta giornata, non abbiamo fatto nulla, lo sapete come la penso io. Però, quarta partita senza subire gol, terzo clean sheet per Caprile, solidità difensiva, centrocampo mostruoso, attacco che appena può te la butta nelle pacche. E signori, anche questa sera il Napoli vince 2-0. Gol di Politano che si sblocca dopo metà agosto, no, metà aprile, com'era? Metà aprile se non erro. Si sblocca Politano e qui già il chiaro forte segnale di che stagione potrebbe essere. Poi arriva poco dopo con un pressing incredibile del Napoli in attacco il gol di Kvara, McTominay che sta per segnare nel secondo tempo, il passaggio alla difesa a 5, 5-4-1 al 75esimo per difendere il risultato di 2-0. E così è stata anche questa sera una grande partita, una grande prestazione del Napoli di Antonio Conte, signori. Giovani, buonasera e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Mi raccomando, perché siete in tanti che guardate questi video, ma non tutti sono gli iscritti al canale. Ragazzi, non vi costa niente. Iscrivetevi, l'obiettivo è quello di 10k, quindi forza. Vorrei godere, ma è da stamattina che io ho un dolore qui alla testa incredibile. Non so se siano i denti, il dente del giudizio che sta uscendo, non lo so, ma è da stamani che ho. Secondo me mi devo fare qualche analisi, qualcosa, qualche tac soprattutto perché ho anche le ginocchia dietro la schiena che mi fa un male cane, non lo so, che mi sta succedendo in questo periodo, non lo so. Mi auguro nulla di serio, però secondo me la situazione non è messa proprio nei migliori dei modi. Comunque, a parte questo, pensiamo al Napoli. Una cosa però fatemela dire prima del godimento totale. Io vorrei sapere chi è quel pezzo di merda, scusatemi la parola, quel chilomme merda che dà i voti sul fantacalcio. Perché ragazzi, sul fantacalcio ma veramente sta a fa? Rachmani 6. Rachmani è da 6 stasera? Buongiorno è da 7 stasera? McTominay perché sbaglia quel gol in elevazione da 6,5 portato a 6, così a caso. Busio portato da 6,5 a 6 dopo la partita, dopo il fischio finale, così a caso, perché gli piace dare voti a cazzo di cane. Io vorrei sapere chi è Chilom e merda che fa i voti al fantacalcio. Per sfizio, solo questo. Detto questo, signori, allora, da dove iniziamo? Da Politano che si sblocca? L'ho detto che questa potrebbe essere la stagione strana, no? Per via che il Napoli non ha coppe, non ha niente, e quindi potrebbe essere veramente una stagione di grande... Facciamo parlare quegli altri, perché già sto vedendo i video, il Napoli è da scudetto, questa è una vittoria da scudetto, i soliti gufi, no? Che si dovrebbero attaccare a quel posto perché bisogna fare le visual e quindi bisogna iscrivere, bisogna fare questi video, no? Allora, non è una vittoria a scudetto, iniziamo a dirlo tranquillamente, perché non è una vittoria a scudetto, non è nulla, no? Perché quando senti dice, questa è già una vittoria che può portare lo scudetto a livello mentale. No, questa è una vittoria che a livello mentale, perché come dico sempre io, vincere aiuta a vincere. Va può? Ragazzi, vincere aiuta a vincere. Questa è una cosa che la sappiamo. L'ha saputa il Napoli di Luciano Spalletti, l'ha saputa quel Napoli di Maurizio Sarri, va bene? Quindi non è una vittoria a scudetto, però vincere aiuta a vincere. E potrebbe sbloccarsi la situazione nel Napoli, no? Perché naturalmente più vittorie fai e più a livello psicologico la squadra, no? È nel campo. Addirittura Anghissà, ragazzi, che nel secondo tempo si fa 70 metri di campo per andare da Conte a dirgli: mister, guarda che su questa ripartenza
A centrocampo siamo vuoti, non c'è nessuno e Conte ha subito messo mano all'assetto tattico, passando con la difesa a 5 e a 4 lì dietro. Ragazzi, questa è una cosa che l'anno scorso il Napoli non ha mai fatto. I giocatori giocavano a cazzo di cane, ognuno per se stesso. Quest'anno c'è il gruppo, va bene? C'è un grande gruppo, dietro però c'è un grande allenatore. Quando noi l'anno scorso chiedavamo a gran voce un grande allenatore dopo lo scudetto vinto con Luciano Spalletti, ma il signor Aurelio De Laurentiis non fece queste scelte, sbagliò le scelte societarie e quindi però quest'anno vedi con l'acquisto di McTominay, Neres che entra e stava per segnare, Gilmour che ti dà protezione a centrocampo, Buongiorno che non so quanti minuti che non perde un contrasto, se non sbaglio c'ha le statistiche più alte della Serie A in questo momento e quindi questa è una cosa molto importante, no? E poi veniamo a quel numero 77 che sancisce il gol del 2-0, ovvero Kvicha Kvaratskhelia. Quest'oggi viene ammonito per proteste, anche se non mi ricordo se per proteste o per un fallo, ma penso più per proteste. Ragazzi, Kvara sostituito per Mazzocchi per poi passare con la difesa a 5 e il centrocampo a 4. Kvara che non vorrebbe uscire, no? Perché dice, ma chi si faccia la partita buona, chi mi sostituisce, come cazzo è possibile? E invece viene sostituito Kvara per far spazio proprio a Mazzocchi che poi nel secondo tempo si fa pure una bella cavalcata, no? Su quella fascia destra e porta quasi al gol di Neres, se non sbaglio. Ecco, a livello tattico il Napoli c'è, ma proprio a livello tattico, a livello mentale, io l'ho detto, mai sconfitta fu più bella, quella di Verona forse è la sconfitta più bella dell'era Aurelio De Laurentiis, ma non per qualcosa, no, perché lì proprio si è staccato la spina dalla passata stagione. Aiù, 3-0, resettiamo subito. Voi non siete questi, il Napoli è altro. Conte ha subito messo le cose in chiaro. Siamo primi in classifica, 2 punti in più sulla Juventus, ma non voglio parlare di fuga scudetto, Napoli capolista, la capolista se ne va, perché no, non ha senso tutto questo, parlare di queste cose, anzi ha più senso parlare del legame che c'è fra Conte e la squadra, perché Conte e la squadra sono tutt'uno. Guardate la reazione di Antonio Conte sul gol di Kvara, guardate la reazione del gol di Conte, segna Kvara, Conte esplode e si abbraccia con il suo secondo, se non sbaglio. Ecco, questa è una cosa che ci è mancata. Noi riandiamo allo stadio consapevoli di vedere un grande Napoli e chi pensava che Conte venisse a Napoli per fare un gioco difensivo, no? Il Conte vedrai che non farà il calcio champagne, Motta invece lo farà di qua e di là, Inzaghi, scusatemi. Attualmente questo Napoli, secondo me c'è il centrocampo più forte, perché anche sa pure questa sera ha fatto un partitone. McTominay che può andare a fare può giocare sulla 3/4 ed è un giocatore che ha quasi 2 metri, quindi i cross, a differenza di Zerischi, te li sa prendere questi cross. Lobotka che sta dietro a tutti e dice, gestisco io il traffico, non vi preoccupate, la posizione che c'ha Lobotka in campo. E poi davanti c'è Lukaku. Ragazzi, il Napoli questa sera ha fatto tantissime, Lukaku ha fatto tantissime sponde questa sera, moltissime cose che con Osimhen non le potevamo fare, ma dovevamo giocare a lanci lunghi e lui doveva correre. Per questo Conte ha voluto fortemente Romelu Lukaku al Napoli, proprio per questo motivo. Ecco ragazzi, questo è il mio post partita, ve l'ho detto. Non sarà un proclamo, siamo i più forti, vinceremo lo scudetto. No, testa bassa, pedalare, perché bisogna ancora pedalare, perché siamo alla sesta, non abbiamo fatto un cazzo ragazzi, diciamo le cose come stanno. E io vi ricordo che siete in tanti a guardare questi video e iscrivetevi al canale, non vi costa nulla, è gratis. Detto questo, in descrizione gruppo Telegram, sempre e comunque Forza Napoli. Ciao a you!